Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Subito la cronaca, andiamo in diretta a Salcedo dove un uomo è stato trovato carbonizzato nella sua abitazione, è un giallo, sta prevalendo però la pista dell'incidente domestico. Sentiamo subito Vanessa Banzato in diretta, a te Vanessa. Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo proprio davanti all'abitazione di Giuseppe Azzolin, l'83enne che è stato trovato senza vita, il corpo semicarbonizzato proprio ieri dal figlio. Il figlio che veniva quasi tutti i giorni a controllare, a vedere insomma se il papà era in salute. Purtroppo ieri c'è stata questa macabra scoperta. È un giallo, come hai detto tu, anche perché non si capisce tra l'altro come possa essere avvenuto. Si presume che sia successo un incidente, magari l'uomo, che tra l'altro era ipovedente da qualche tempo, si possa essere avvicinato troppo alla fiamma del gas, magari gli abiti potrebbero aver preso fuoco e lui non sarebbe riuscito a raggiungere o il lavello o il bagno per riuscire a spegnere le fiamme. Il giallo c'è perché in realtà tutto è rimasto circoscritto alla persona, nel senso che non sono stati rinvenuti bruciati oggetti all'interno dell'abitazione, non ci sono segni di incendio all'interno, ecco, dell'abitazione, in quella piccola area dove si è svolto questo vero e proprio dramma. Giuseppe Azzolin, dicevamo, 83 anni, conosciuto da tutti in paese come Bruno, era una persona molto schiva. Quando era più giovane, quando lavorava, era un agricoltore, da diverso tempo si era ritirato e anche gli stessi vicini così l'hanno definito una persona molto schiva, una persona che rimaneva sempre in casa. Fino a qualche tempo fa pare che frequentasse il bar del paese, però poi da almeno un paio d'anni non sarebbe neanche più uscito per andare al bar. Un giallo che su cui adesso stanno lavorando i carabinieri del comando di Tiene, la compagnia di Tiene, che appunto sta facendo tutti quanti i rilievi, cercando di capire cosa possa essere realmente accaduto all'interno di questa abitazione. L'abitazione che pare, almeno da indiscrezioni, fosse frequentata oltre che dal figlio che dicevamo inizialmente veniva quasi tutti i giorni, appena poteva, per vedere e constatare le condizioni di salute del padre, dargli una mano magari per i lavori domestici, ma pare ci fossero anche alcune badanti che davano una mano a questa persona, ripeto, ipovedente. Adesso da ricostruire il tutto, da capire, ecco, è stata esclusa al momento il coinvolgimento di terze persone, da capire cosa possa essere successo. Insomma, è un giallo, sì, anche se sì, come hai detto tu all'inizio, si propende per un incidente domestico. Adesso da ricostruire tutto quanto spetta ai carabinieri e ai vigili del fuoco che hanno lavorato per diverso tempo all'interno di questa villetta di via Garibaldi a Salcedo, qui a Salcedo. Per il momento, direttore, è tutto, ti ricevo la linea. Grazie molto Vanessa Banzato. E dall'Alto Vicentino andiamo nel Padovano. A Borgo Veneto c'è stato l'ennesimo incidente mortale e ha perso la vita il titolare di una pizzeria, un 79enne. Andiamo subito in diretta da Chiara Gaiani. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Con Cristian Raccheiene ci troviamo proprio nel luogo dell'incidente che è accaduto in uno dei 3 comuni che si sono riuniti poi in quello di Borgo Veneto, ovvero nella zona di Santa Margherita d'Adige. Ringraziamo il sindaco di Borgo Veneto, Michele Sigolotto, per essere con noi. Che cosa è accaduto? Erano circa le 7, c'era una fitta nebbia in questa zona dove ci raccontava poco fa il sindaco che è 3 giorni che non state vedendo il sole. Mario Masiero, 79 anni, titolare di una pizzeria, era arrivato quasi al suo locale, lo aveva aperto, pensate, poi era andato nel centro del paese per prendere i giornali ed era quasi rientrato nella sua attività quando ha perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava, è finito nella carreggiata opposta. Vedete ancora i segni sull'asfalto perché è stato perso anche molto carburante ed è finito contro un mezzo pesante
pesante che stava arrivando, probabilmente ci raccontava il sindaco poco fa, diretto verso il casello autostradale della Valdastico Sud, che è vicino a qui. Il camionista, un cittadino romeno, si è fermato subito, ha prestato i primi soccorsi per Mario Masiero, nonostante l'arrivo anche dell'ambulanza non c'è stato niente da fare. Sul posto tra i primi ad arrivare i carabinieri del radiomobile, che peraltro ringraziamo, la polizia locale. I rilievi sono condotti proprio dai carabinieri del radiomobile, si sta cercando di capire cosa possa essere accaduto, forse non si esclude anche che Mario Masiero sia stato colpito da un malore. Il sindaco è qui per testimoniare proprio la vicinanza alla famiglia e anche per raccontarci chi era una persona davvero molto attiva, che aveva tante idee, 79 anni ma ancora tanta voglia di fare. Sì, Mario era proprio nonno Mario, era considerato una persona molto conosciuta qui in paese, non solo dai cittadini di Borgo Veneto ma anche dalle località limitrofi. Era una persona solare, un vulcano carico di energie, aveva tantissime idee anche per la sua attività. Proprio qualche settimana fa mi aveva parlato di un'idea che voleva perseguire. Purtroppo lascia un vuoto anche nella comunità. Lui nella sua semplicità era nonno Mario. Difficile poter fare una considerazione a posteriori nella sua figura. È chiaro che siamo vicini alla famiglia, ai figli, alla moglie, a tutti coloro che comunque conoscevano nonno Mario e che il suo sorriso e la sua cordialità quando entravi nel locale erano stampati nel suo volto, insomma, quindi una persona affabile. Resta purtroppo il dramma di un incidente accaduto sulle strade, in questo caso il camionista si è fermato, viaggiare su strada resta pericoloso. Allora, diciamo che questa oltretutto è una strada provinciale, una della SP18 della provincia, una delle strade molto frequentate, collega la regionale 10 al casello dell'autostrada della Valdastico Sud, che negli ultimi anni è cresciuto molto anche come viabilità. E ovviamente il traffico, soprattutto qui nella bassa, andrebbe e va ammodernato, vanno create nuove strade, tra un po' arriverà anche la nuova regionale 10 proprio qui al casello di Santa Margherita e sicuramente andrà a sgravare quello che è la viabilità pesante su queste arterie. Purtroppo su strada bisogna sempre prestare sempre e comunque la massima attenzione, rispettare i limiti. Qui la segnaletica c'è ovunque, sia quella verticale che orizzontale. Probabilmente una semplice distrazione o magari anche qualcosa che può essere successo che noi non possiamo sapere possono essere state causa di questo purtroppo incidente mortale. Allora davvero ringraziamo il sindaco Michele Sigorotto, ringrazio anche Cristian Roque Allende. Nonno Mario purtroppo non c'è più per un tragico incidente stradale. Da Borgo Veneto è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie molte a Chiara Gagliani, a Cristian Roque Allende. Purtroppo non si ferma la serie di incidenti. C'è cordoglio, è un vero e proprio lutto per tutta Venezia, la morte di Chiara Moscardi, una bellissima psicologa di 26 anni, molto apprezzata anche professionalmente, che lavorava per una cooperativa che svolge servizi per il comune di Venezia. Sentiamo Ilaria Marchiori. Era in sosta per un guasto nella corsia d'emergenza lungo l'autostrada nel tratto tra Cessalto e Noventa di Piave in direzione Venezia con il furgone della cooperativa Cosep, quando un camion che sopraggiungeva ha urtato lateralmente il mezzo. Nell'impatto entrambi sono finiti fuori strada, ma ad avere la peggio Chiara Moscardi, psicologa di 26 anni, operatrice della cooperativa che svolge servizi per il comune di Venezia, residente in provincia di Rovigo, morta sul colpo. Con lei nel furgone c'era una collega rimasta ferita portata all'ospedale, oltre a 2 uomini usciti invece illesi. Sul posto sono giunte le ambulanze, i vigili del fuoco, la polstrada, il personale di Autostrade Alto Adriatico. Le squadre dei pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le persone coinvolte. Chiara, nata e cresciuta nel Rodigino, padovana d'adozione, ha studiato all'Università di Padova e una volta laureata aveva trovato lavoro proprio con la cooperativa Cosep, che tra gli altri servizi è anche impegnata nel centro diurno del drop-in di Mestre in via Giustizia. La 26enne era sorella del centro del rugby Rovigo Delta Matteo Moscardi. Il papà Alberto è stato uno storico dirigente comunale di Rovigo.
A nome di tutta la città di Venezia e mio personale voglio esprimere il più profondo cordoglio, ha scritto in una nota il sindaco Brugnaro, per la tragica scomparsa di una giovane psicologa che svolgeva per il comune i servizi del drop-in, stop and go, new way per le persone più fragili. Arrivino le più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi. La sua dedizione alla professione e al benessere degli altri rimarrà nel ricordo di tutti coloro che l'hanno conosciuta, ha concluso il primo cittadino. E Ariese Pio X ha salutato per l'ultima volta Sergio Piva, l'89enne che è deceduto in un grave incidente la scorsa settimana. Grazie papà per essere il nostro padre. Non smetteremo mai di cercare la tua luce e di portarla con noi nelle nostre vite. Ti vogliamo bene. Con la voce rotta dall'emozione, i figli Giovanna e Stefano hanno dedicato delle parole al loro padre, Sergio Piva, l'89enne deceduto in un grave incidente avvenuto giovedì scorso su via Schiavonesca, a circa 500 metri dalla sua abitazione. A bordo della sua Toyota Yaris rossa, Sergio era morto sul colpo nell'incidente avvenuto fra la sua auto e un furgone di trasporti Amazon proveniente dalla direzione opposta, che aveva colpito la sua utilitaria proprio all'altezza del lato guida. Continueremo a sentirlo dentro di noi nei piccoli gesti quotidiani e nei momenti importanti, consapevoli che lui sarà figlio di noi. Una folla commossa ha salutato per l'ultima volta Sergio, detto Baldin, nella chiesa di Riese Pio X. Era un volto conosciuto e amato nel suo quartiere. Dopo una carriera presso la Berco di Castelfranco, l'89enne in pensione nutriva una grande passione per la vita che ha trasmesso a tutti, amici e familiari. Luce e timore per la famiglia. Comunicava gioia ed entusiasmo di vivere. Una passione che si esprimeva in tanti modi. Potremmo dire un primo modo la passione del stabilire positive relazioni con le persone di fatto. Vediamo a conclusione della sua vita quanti voi siete qui presenti. Lo piangono i figli Sandra, Stefano e Giovanna, i nipoti Annalisa ed Enrico e la moglie Ivana. Servizio di Nicola Marcato. C'è stato un incidente sulla Grappa, un uomo è scivolato sul ghiaccio, anzi una donna è scivolata sul ghiaccio e si è spaccata una gamba ed è stata soccorsa nella notte. Sentiamo Monica Smidele. Una 33enne di Campo San Piero è rimasta ferita ieri sera intorno alle 22 sul Monte Grappa durante un'escursione. La donna è scivolata sul ghiaccio quando era quasi arrivata in cima alla strada che da Sant'Andrea sale al Salto della Capra, provocandosi la probabile frattura di tibia e perone. L'escursionista, che faceva parte di un gruppo di 4 persone, è stata raggiunta nella notte dagli uomini del soccorso alpino e dai sanitari del SUEM di Crespano. Dopo essere stata immobilizzata è stata trasportata in mezzo alla neve fino all'ambulanza che l'ha condotta al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna. Oggi in regia Andrea Basso e Italo Morao. Andiamo avanti con la cronaca. È fuori pericolo il bambino padovano di 7 anni, è rimasto gravemente ferito in un incidente sulle piste di sci a San Martino di Castrozza, in provincia di Trento. Dopo il trasferimento all'ospedale di Santa Chiara è stato immediatamente operato e ora non è in pericolo di vita. Ricostruita intanto la dinamica dell'incidente, il padre del bimbo lo aveva fatto sedere su una motoslitta della polizia parcheggiata a bordo pista per fare una foto. Il mezzo si è mosso scivolando in un piccolo dirupo e travolgendo il bambino, che è stato subito soccorso. C'è stato un assalto, e qui siamo sul versante della violenza, un assalto ad un bancomat nella notte. Una banda di malviventi si è introdotta nel centro commerciale Palladio a Vicenza ed ha fatto esplodere lo sportello automatico. Carlo Alberto Inghilleri.
Blitz criminale. Sono le 4:20 della notte quando un commando di banditi entra in azione sul retro del centro commerciale Palladio a Vicenza. Sono organizzati, agiscono incappucciati con i guanti in lattice, si muovono da professionisti, hanno studiato il colpo con attenzione. Lo si capisce perché spaccano il vetro di una finestra e riescono a intrufolarsi all'interno proprio all'altezza del bancomat appena installato nel centro commerciale. Anche i movimenti e i tempi sono studiati perché agiscono in pochissimi secondi. Entrano alle 4:21 e alle 4:25 di notte sono già usciti. 4 minuti in cui raggiungono il bancomat, lo fanno esplodere usando presumibilmente la tecnica della marmotta, un sistema utilizzato da diverse bande criminali per far brillare gli sportelli automatici. Prima il foro con un trapano, poi l'inserimento di un ordigno artigianale e infine l'esplosione che nelle intenzioni dovrebbe aprire un varco ai banditi per raggiungere le banconote. Ma questa volta non va come previsto. Suona l'allarme e la banda, composta da 3 malviventi, uno di palo e 2 che si sono introdotti all'interno del centro commerciale, deve fuggire a mani vuote senza riuscire a prendere il denaro. Restano i danni, il vetro rotto, una telecamera spaccata, il bancomat divelto dall'esplosione. Adesso è caccia ai banditi, probabilmente trasfertisti, che stanno girando in particolare in questo periodo festivo. Gli investigatori delle forze dell'ordine stanno indagando anche grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. Il blitz criminale questa volta è fallito. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Adesso andiamo a Trevignano da Marta Marangone e da Michele Zanette per la parte tecnica, per la morte di un uomo rientrato dal Congo che è deceduto, sembrerebbe, ma è solo un'ipotesi per ora, per la grave forma di malaria che sta mietendo vittime in questo paese africano. Andiamo subito da Marta Marangone, a te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, siamo a Trevignano in via Carso davanti all'abitazione di Andrea Poloni, il 55enne deceduto per sospetta febbre emorragica dopo essere rientrato da un viaggio in Congo. L'uomo era tornato in Italia martedì della settimana scorsa e aveva cominciato a stare male. Sintomi simili a quelli dell'influenza, tant'è che si curava a casa. Non risulta che si fosse rivolto a strutture sanitarie della zona. Poi dopo qualche giorno la situazione è precipitata, le sue condizioni si sono aggravate fino al tragico epilogo quando lunedì sera è stato trovato morto nella sua abitazione. Il fatto che appunto fosse appena rientrato da un viaggio in Congo dove da mesi è in atto questa epidemia misteriosa di una malattia misteriosa che ha provocato 140-150 decessi ufficialmente in una remota regione del Congo, ha fatto scattare ovviamente il protocollo sanitario previsto in questi casi. L'azienda ULS 2 della Marca Trevigiana, in accordo con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto Spallanzani di Roma, sta effettuando tutte le indagini e gli accertamenti del caso proprio per capire esattamente quale sia la malattia che ha provocato il decesso del 55enne. I risultati dovrebbero arrivare nel giro di 24-48 ore e quindi si dovrebbe chiarire che cosa ha provocato la morte e se effettivamente si tratta di questa misteriosa malattia che sta facendo tremare il paese africano. Poloni era una persona molto nota in paese, si occupava di agricoltura biologica con la coltivazione della canapa e proprio questa sua attività l'aveva messo in contatto con i paesi poveri del mondo per i quali si stava occupando di una serie di iniziative umanitarie. Proprio un viaggio umanitario era quest'ultimo che lui aveva fatto appunto nel paese africano assieme alla compagna originaria del Congo e proprio questa mattina il collega Nicola Zanetti ha sentito la compagna Carol Yanka Ilako che si trova appunto a Kinshasa. Sentiamo le sue parole. Andrea, una persona stupenda sempre per gli altri.
Lui quando ha abbracciato questo progetto Bana Nkanga, quando mi ha visto fare, l'ha abbracciato, ha detto wow, possiamo aiutare tante persone ed era questo il suo scopo, aiutare gli altri. L'ha sempre fatto, anche in Italia, ha sempre vissuto per gli altri, qualsiasi cosa, non voleva vedere sofferenza attorno a sé. Questo è Andrea. Le cose sono montate a modo non sani, anche per Andrea stesso non c'è rispetto. Lei non sa se rientrerà in Italia in questi giorni o resta lì Kinshasa? Non lo so. Perché dice che è stato montato tutto? Perché dice che non c'entra nulla la malattia del Congo? Assolutamente no, io stessa sarei infetta, non starei qua a parlarle. Tutta la mia famiglia ne sarebbe stata infetta. Dove l'ha preso? In aereo? Lasciamo stare. Quindi la malattia in Congo è montata perché gente di Congo che è qua non sa neanche il paese che hanno citato che c'è questa malattia. Dove esiste? Mostratemela. Perché? Perché fare queste cose? Io parlo con Eleonora e non voglio neanche che Eleonora venga tirata in mezzo, perché è una bambina che sta subendo cose non giuste, anche la quarantena, che non sta né in terra né in cielo né in terra. Quindi la quarantena non esiste proprio, perché non lo so, a questo punto che mettono in quarantena tutte le persone che hanno viaggiato in aereo con Andrea, anche noi stessi, perché non vengono a mettere in quarantena tutto lo stesso paese dove è partito Andrea e me stessa? Cioè non comprendo. Il viaggio di Andrea non è stato in un posto pericoloso, non abbiamo incontrato niente che potesse mettere la nostra vita in pericolo. Ho capito. Assolutamente. Ecco, queste dunque le parole della compagna di Andrea Poloni che si trova in Congo. Qui naturalmente dopo il decesso sospetto per febbre emorragica sono ovviamente scattate tutte quelle misure previste dai protocolli sanitari in questo caso. Sono stati individuati i contatti stretti del 55enne, nel caso specifico uno solo, la figlia che è stata appunto messa in isolamento fiduciario domiciliare, mentre la casa di Andrea Poloni, che vedete appunto qui alle nostre spalle, è stata interdetta all'accesso delle persone, in attesa naturalmente di conoscere quelli che saranno gli esiti degli accertamenti eseguiti, proprio per capire che cosa abbia causato la morte del 55enne. Peraltro nelle ultime ore le autorità sanitarie del Congo hanno detto di avere compreso finalmente in che cosa consiste questa misteriosa malattia, che sarebbe una forma grave di malaria accentuata dalla situazione di malnutrizione di alcune zone del Congo. Affermazioni queste delle autorità sanitarie congolesi, che però sono prese con grandissima cautela dall'OMS, nell'attesa appunto che venga chiarita con precisione l'eziologia di questa malattia, tant'è che anche qui a Trevignano altre misure di sanità pubblica non sono scattate, né è stata coinvolta l'amministrazione comunale, come ci ha spiegato il sindaco di Trevignano Franco Bonesso. Sentiamo le sue parole. Non avevo assolutamente nessuna informazione, ho contattato il direttore generale che mi ha richiamato un po' più tardi e mi ha detto cosa era successo, che però non c'era ancora assolutamente niente, stanno aspettando l'esito dell'autopsia, stanno aspettando gli esiti degli accertamenti che saranno effettuati e poi prenderanno eventuali provvedimenti, anche se ad oggi non c'è nessuna necessità di far niente per i cittadini di Trevignano. Ecco, quindi diciamo la prima notizia a tutti i cittadini è non allarmarsi. No, ma allora purtroppo nella nostra vita attuale abbiamo avuto tutti esperienza di cosa possono vuol dire situazioni pandemiche, ma senza
preoccuparci di quello, cioè riferirsi al Covid. Anche prima ci sono stati altri casi con le meningiti. Io credo, ho la massima fiducia dell'ULSS, che se ci sono operazioni da fare saremo attivati per tempo per fare tutto quello che è necessario. Ad oggi non c'è nessuna urgenza di far niente. Quindi insomma attenzione, però non allarmarsi più di tanto. Lei conosceva Andrea Poloni? Allora, non personalmente, però l'avevamo conosciuto come comune perché aveva partecipato a una delle iniziative che avevamo fatto, il cavedin l'agricoltura dei cavedin. Essendo lui un agricoltore che coltivava la canapa, si era inserito in questo nostro itinerario turistico per promuovere le produzioni locali. Ecco, queste dunque le parole del sindaco di Trevignano Franco Bonesso. Questa al momento è la situazione, in attesa naturalmente che arrivino gli esiti delle analisi che si stanno effettuando all'Istituto Spallanzani di Roma. E da Trevignano è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Marta Marangoni e Michele Zanetta per la parte tecnica. Sono intervenuti diversi virologi su questa vicenda. Vediamo il dottor Bassetti che ha detto non si faccia allarmismo, e poi diamo anche la notizia di un altro virologo che è stato spesso ospite sulle nostre reti, Fabrizio Pregliasco. Dopo il malore che l'ha colpito, alcuni mi hanno scritto che stavo male a causa dei vaccini, figuriamoci se non intervenivano i cosiddetti haters. Torniamo alla cronaca nera. È stata truffata un'anziana, ha dato tutti i suoi soldi ad un uomo che ha usato la tecnica del falso incidente ed è stato arrestato un napoletano mentre stava tornando a casa in treno. Sono maresciallo dei carabinieri, suo figlio ha fatto un incidente e deve darci tutti i gioielli. Da un capo del filo un truffatore senza scrupoli con la voce possente che quasi urla, dall'altro un'anziana, 83 anni, di Piazzola sul Brenta, che dopo pochi minuti, il cuore in gola, ha sentito suonare il campanello e visto un giovane che quei gioielli gli era venuti a prendere. Non ci ha pensato un attimo la donna che, raccolto quanto aveva, ha consegnato tutto al giovane. Ancora una odiosissima truffa ai danni di un'anziana, ma l'autore materiale è stato individuato e arrestato dalla polizia. A far scattare le indagini condotte dalla squadra mobile di Padova è stata la telefonata della figlia della donna. Da qui, attraverso l'analisi delle telecamere presenti in stazione, i poliziotti sono risaliti al probabile autore, che in treno nel frattempo era arrivato a Verona, dove avrebbe cambiato per salire su un convoglio diretto a Napoli. Nella città scaligera il giovane, 25 anni, piccoli precedenti per spaccio, è stato fermato dagli agenti della Polfer e arrestato con l'accusa di estorsione. Giudicato per direttissima, il 25enne è stato posto agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Tutti i gioielli che il 25enne aveva nascosto nelle tasche sono stati recuperati e restituiti all'anziana. Il tentato omicidio di via Castelmenardo a Treviso, la polizia ha chiuso il cerchio, sono saliti a 10 giovanissimi coinvolti o comunque presenti nella drammatica vicenda avvenuta giovedì scorso nel cuore di Treviso. La polizia ha identificato altri 2 ragazzi, il gruppo presente all'aggressione del 22enne ferito era formato da giovanissimi, la metà erano minorenni, sembra in parte italiani ma di seconda generazione di famiglie straniere. Rimangono stabili anche se gravi le condizioni del ragazzo ferito con un coccio di bottiglia al collo. Sentiamo. Vice Sindaco, riunione in prefettura per stabilire che cosa? Per stabilire il piano di sicurezza per l'ultimo dell'anno, visto che avremo la festa qua in piazza e c'era un grande afflusso di persone qui in città, e quindi abbiamo deciso di fare un incontro per valutare i vari rischi connessi a un evento del genere. Soprattutto dopo quello che è successo negli ultimi giorni? No, in generale legato soprattutto alla parte antincendio e quelle che sono le vie di deflusso rispetto alla Piazza Signori. Però rafforzerete i controlli per quanto riguarda ad esempio l'utilizzo di superalcolici e quant'altro? Beh, c'era l'ordinanza identica a quella dell'anno scorso e soprattutto staremo attenti all'utilizzo di bicchieri in vetro o bottiglie, perché chiaramente è sempre
connesso al rischio di tante persone in giro e quindi qualcuno si potrebbe anche far male. Ma ci sarà un aumento oppure si ricarica come l'anno scorso, diciamo, il dispositivo di sicurezza? Beh, in questo momento si sta valutando le vie di fuga e in base a quello poi valuteremo quanti addetti mettere in città per fare il piano di sicurezza. Vice Sindaco Alessandro Manera, intervistato da Lucio Zanato. Vediamo adesso gli sviluppi della rapina al negozio Petrin in vicolo Rialto, sempre a Treviso. Sono stati identificati gli autori del colpo, si tratta di una 27enne e di 2 minorenni. La polizia li ha identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza e alla testimonianza dei negozianti. Nei guai sono finite 3 persone, una 27enne che è stata posta agli arresti domiciliari e 2 minorenni, una ragazza ed un ragazzo di 17 anni denunciati a piede libero. La rapina era stata compiuta lo scorso 7 settembre ai danni del negozio Petrin nel cuore di Treviso. Un colpo messo a segno in pieno centro, nel centralissimo vicolo Rialto. La 27enne era entrata in azione con 2 complici minorenni. Una volta all'interno del negozio di abbigliamento hanno fatto finta di acquistare un capo, poi si sono diretti verso la cassa ed è qui che 3 hanno iniziato a spintonare la titolare per portarle via i soldi che aveva nel portafoglio, circa 150 euro. Arraffata la somma, i 3 malviventi si sono allontanati indisturbati, lasciando la proprietaria in lacrime sotto shock. Una rapina che aveva scatenato la rabbia dei commercianti. Ci sentiamo poco sicuri. Fa molto specie e anche molta paura, perché insomma una rapina del genere in queste giornate così sì. Alle 10 di sabato mattina in pieno centro è impossibile, dai. In poche settimane dopo la denuncia presentata dalla titolare del negozio, i poliziotti della squadra mobile hanno identificato i rapinatori. La 27enne è già aggravata da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Lei e 2 minori dovranno rispondere dell'accusa di rapina in concorso. L'attività della squadra mobile di Treviso, portata avanti sotto il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica, è significativa dell'attenzione rivolta al fenomeno dei reati predatori consumati all'interno degli esercizi commerciali. Attenzione che proseguirà con un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio per il periodo delle festività natalizie per prevenire il verificarsi di altri episodi simili in un momento particolarmente delicato per tutte le attività commerciali. E questo era il servizio di Daniela Sizzia e purtroppo la violenza giovanile è diventata una piaga sociale. Adesso andiamo in diretta a Mestre a proposito di violenza giovanile perché c'è stata e c'è in corso una grossa polemica sulla trapper Nicki Savage o Savage che dir si voglia, perché i suoi testi inciterebbero proprio alla violenza. Sentiamo subito in diretta Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio come hai anticipato è scoppiata la polemica, ma in realtà si tratta di una nuova polemica, perché non meno di qualche mese fa, lo scorso marzo, noi eravamo qui insieme a Davide Giorgi, il presidente della Fondazione Efesto, per discutere fondamentalmente della stessa identica cosa, ovvero l'esibizione di Nicki Savage in un altro locale. In quel caso si trattava del Molo 5. La Fondazione Efesto e tutti i genitori che ne fanno parte, capitanati dal presidente Giorgi, e la ringrazio per essere qui con noi, aveva annunciato battaglia, e alla fine i gestori del Molo 5 avevano capito che questo trapper non si sarebbe potuto esibire, pur rimettendoci anche di tasca propria, ma visto tutto quello che si sta facendo anche proprio nei confronti delle donne, contro la violenza sulle donne, questi testi delle sue canzoni, se così poi si vogliono chiamare, perché in realtà non sono vere e proprie canzoni, ma più che altro dei testi anche molto volgari, musicati, non vanno di certo in un'altra direzione. Bene, ora ci ritroviamo nuovamente qui per la stessa questione. Questa volta il trapper si dovrebbe esibire in un altro locale, questa volta a Mestre, l'Area City, e i proprietari sembrano non volere assolutamente fare un passo indietro, come invece fu per il Molo 5. Certo, i proprietari, intanto buongiorno a tutti e grazie dell'opportunità, i proprietari ci hanno intanto premesso che faranno il concerto e poi hanno detto discutiamone.
non sappiamo di che cosa volessero discutere, ma sicuramente una condizione come questa, in cui porre davanti il fatto che il denaro che segue questo tipo di eventi venga davanti all'educazione, per noi è scandaloso e non si può discutere sul fatto di fare o non fare. Stiamo di fronte veramente a un fenomeno che va fermato. Non possiamo poi lamentarci perché fuori dalle stazioni, in strada, c'è tutta questa violenza, soprattutto dei più piccoli, quando noi stessi la produciamo, noi adulti con questo tipo di manifestazioni stanno staccando dividendi su un qualcosa che non va bene e le proprietà ce la devono mettere, i proprietari dei locali devono assumersi questa responsabilità e nell'assunzione della responsabilità che poi si può discutere, ma se si glissano e dicono noi lo facciamo lo stesso, è un fenomeno che è a livello italiano, eccetera, 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 dando sempre a qualcun altro l'onere e la colpa di quello che sta succedendo, no, noi non ci stiamo. Dobbiamo a tutti noi assumerci le nostre responsabilità. La proprietà, come ha fatto allora Molo 5, si assuma la responsabilità anche di rimetterci con certi fenomeni. Io come padre mi sentirei veramente di basso livello cioè vivere e far soldi su una cosa del genere. Presidente, è un comportamento che va in controtendenza con tutto quello che si sta facendo, diciamo in maniera anche più forte e più importante dall'uccisione di Giulia Cecchettin nei confronti contro la violenza sulle donne. Invece ospitare un trapper in cui ogni testo, perché li avete visionati proprio uno per uno insieme anche agli altri genitori, inneggia alla violenza contro le donne, si va completamente in controtendenza, quasi come fosse un lavoro vano quello che si sta facendo, se poi ci si comporta così. La responsabilità educativa delle generazioni più giovani è di tutti quanti, dai genitori agli imprenditori a tutto il contesto sociale. Oggi c'è un forte movimento che va contro la violenza delle donne, contro la violenza delle forze dell'ordine, per il rispetto delle persone, e questa responsabilità deve essere di tutti. Nessuno si tiri indietro, se no ne è corresponsabile. Vi voglio ricordare anche che proprio di queste ore la decisione del sindaco di Roma di annullare tutti gli eventi in cui ci sono trapper o cantanti che hanno testi che inneggiano la violenza contro le donne. Ricordiamo anche l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Elena Donazzan, che si è sempre spesa contro queste esibizioni, e l'ultima volta nel caso che riguarda il Trevigiano è stata anche pesantemente insultata. Dunque anche dal mondo politico si stanno prendendo delle forti e serie posizioni. Vedremo se l'idea dei gestori dell'Area City resterà quella o se faranno un passo indietro, come invece è stato per il Molo 5. Ultima cosa, questo spettacolo dovrebbe essere domenica 22 dicembre, cosa si sente di dire? Beh, andate tutti al Molo 5 e andate tutti su Sale da Ballo, dove c'è il rispetto delle persone. Mi auguro che l'Area City faccia un passo indietro. Grazie a Davide Giorgi, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori, Alberto Pivetta per la parte tecnica, e si tenta di fare il possibile anche per arginare l'ondata di furti che sta colpendo il nostro territorio. Si sta dando particolarmente da fare il presidente di Furti in Corso, associazione con 20.000 iscritti, di Cristian Demma, che vuole un confronto con il ministro Carlo Nordio e invita tutti gli associati a seppellire di email il ministero. Vediamo. Spaccio, aggressioni, furti, rapine, la cronaca degli ultimi giorni ha spinto il presidente di Furti in Corso Cristian Demma a lanciare via social una mobilitazione pubblica per chiedere un confronto sugli strumenti che forze dell'ordine e giustizia hanno attualmente a disposizione, evidentemente troppo scarsi per affrontare una deriva ampiamente prevedibile. Ad oggi il problema di droga a Treviso c'è, come il problema delle baby gang c'è, come il problema che oggettivamente ci sono delle violenze anche nel centro storico molto spesso. Fatti che succedono continuamente. Ieri l'altro hanno beccato dei ragazzini con pistole finte eccetera che fermavano delle macchine, ma io mi chiedo, dovevamo arrivare a tutto ciò per rendersene conto? A mio parere non è più possibile andare avanti così, ma proprio non è più accettabile. La gente è stanchissima, è sfinita, non ne può più. Occorre inasprire le pene, secondo il presidente di Furti in Corso, che si rende disponibile a un confronto diretto col ministro della giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, e per sollecitarlo invita i cittadini a sommergere di messaggi l'email del ministero. Tutti quanti ce la firmiamo con un nome, cognome e via dicendo, e scriviamo al ministro Nordio, se siete d'accordo, perché il ministro non incontra in Antenna 3
il presidente Demma Christian, dove vuole chiedergli da molto tempo perché non possiamo inasprire le pene, perché visto che per il codice della strada, per sicurezza ma anche per cassa, è stato cambiato in un lampo, si possono fare se si vogliono le cose, giusto? È una questione di volontà, incalza Demma. Voglio capire perché non si vuole fare una riforma di giustizia che vada a rendere la situazione molto più sicura, mettere in famosa gattabuia i maggiorenni che sbagliano e anche i minorenni nei famosi vecchi riformatori, adesso non si chiamano più così ma non importa. Per ora mi prendo questa responsabilità di parlare io col ministro Nordio. Chi sono io? Sono un cittadino che si è rotto le scatole, che non si sente sicuro, sono una persona che più o meno in qualche maniera cerca di rappresentare un po' più di 20.000 persone che anche loro non si sentono sicuri. Non si sentono sicuri, a volte si trovano anche i ladri in casa, come è successo di nuovo a San Vito di Leguzzano, siamo nel Vicentino, una bambina, una ragazzina si è dovuta addirittura nascondere sotto il letto. Daniele Garbin in diretta insieme a Simone Squarcina per la parte tecnica. Io devo dare a lei l'obiettivo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo a San Vito di Leguzzano, un comune di 3.600 abitanti circa a nord di Vicenza. Questo episodio che hai accennato è proprio successo lunedì. Insomma, sappiamo che a ridosso delle feste i ladri sono scatenati anche in questa zona. Questo è un episodio particolare proprio perché racconta di questa ragazzina a casa dei nonni, usciti proprio per una commissione nel tardo pomeriggio lunedì, e erano stati anche così previdenti perché abbiamo invitato la ragazzina a non aprire a sconosciuti, invece a un certo punto ho sentito suonare il campanello, lei non ha risposto e i ladri hanno pensato bene a quel punto di approfittare apparentemente dell'assenza degli abitanti per entrare, forzare la porta. A quel punto la ragazzina aveva due alternative: o scappare di finestra o nascondersi, come ha fatto, e questo è stato proprio un gesto anche di sangue freddo della ragazzina, che proprio da sotto il letto, come avevi accennato, è riuscita ad inviare prima una chiamata alla nonna che non ha sentito e un messaggio SMS, perché nel frattempo poi il modem era stato anche disattivato dai criminali. Come il sindaco Umberto Poscoliero, che è stato coinvolto in qualche modo, anche perché la famiglia è conosciuta. Ovviamente, essendo minorenne, non possiamo dare riferimenti proprio per la tutela, però è un fatto grave. Cosa è successo? Sì, buongiorno a tutti. Allora, sono stato coinvolto in questa vicenda dai nonni, i quali mi hanno informato di questa triste vicenda, e ieri pomeriggio ho chiamato personalmente per i nonni per sincerarmi dell'accaduto, i quali mi hanno confermato che lunedì pomeriggio verso le 15:30 sono usciti per fare delle commissioni, avevano a casa la nipotina, la quale è stata invitata a non aprire le porte a nessuno, e proprio in quell'istante, quando sono usciti, è suonato il campanello. La ragazzina non ha aperto e presumo che a questo punto i malviventi erano consapevoli che nessuno fosse in casa e hanno scavalcato la recinzione e hanno forzato una porta e sono entrati. La ragazzina, con grande tempestività e sangue freddo, si è nascosta sotto il letto, è riuscita a mandare un messaggio al nonno perché non è riuscita a mettersi in contatto con la nonna. Il nonno si è precipitato a casa. Nel frattempo, nel momento in cui è arrivato il nonno, la persona che faceva da palo ha avvertito i malviventi all'interno, i quali sono usciti, però in quel frangente è arrivato anche il nonno, il quale si è preso un paio di pugni in faccia ed è cascato, però con una grande determinazione e forza di volontà è riuscito a rialzarsi e a correre appresso ai malviventi, i quali hanno scavalcato il cancello e si sono dati la fuga, però è riuscito con un manico di ombrello, qualcosa che aveva sotto mano, a dare un picchiare sul vetro dell'auto, che sembra abbia avuto anche un vetro rotto. Da questa vicenda emerge la grande determinazione della ragazzina, la quale va tutto il nostro conforto e vicinanza per la freddezza con cui ha gestito questo evento, e anche il nonno, che nonostante l'età un po' avanzata è riuscito a raccogliere tutte le sue forze e affrontare questi malviventi. Senta una cosa, questo è una punta di un iceberg o era un fatto sporadico? Come siamo messi con il comune
comune, anche qui c'è un'emergenza furti? Allora, sicuramente notizie come queste sui giornali, sui media si trovano ogni giorno. A San Vito fortunatamente negli ultimi tempi si sono un po' calmate le acque su questo profilo, però penso che durante le festività natalizie questo fenomeno riemerga ancora più frequentemente. Noi come amministrazione avevamo iniziato nel scorso mandato a costituire dei gruppi di vicinato che però ad oggi non sono ancora decollati, e quindi inviterei tutti i cittadini a prendere consapevolezza che è necessario fare rete e quindi stare attenti a tutto quello che succede nel proprio vicinato e informare subito le forze dell'ordine, anche perché in questo frangente le forze dell'ordine sono intervenute prontamente e stanno facendo delle indagini. Confidiamo che con le telecamere che abbiamo installato all'inizio dell'entrata del paese, quindi in località Cimitero e in alcune vie qui del paese, sia possibile rintracciare qualche elemento positivo per scialire agli autori del reato. C'è anche un appello da fare prima di concludere l'intervento, che era anche il cambio in questo momento del questore di Vicenza, per cui anche lei intendeva dare, lanciare un appello. Assolutamente sì, perché con le forze di polizia e con il prefetto e con il questore abbiamo avuto sempre dei contatti frequenti per monitorare l'andamento della situazione sotto questo profilo. Poche settimane fa abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con la prefettura e con la questura per mettere in rete tutte le telecamere per assicurare la condivisione delle immagini. Con l'arrivo del nuovo questore penso che si continuerà su questa via per monitorare il territorio ed scongiurare eventuali futuri avvenimenti di questo tipo. Voglio ribadire comunque che c'è stata sempre una proficua collaborazione tra istituzioni, tra forze di polizia e i comuni, i sindaci e le altre autorità locali. Allora, intanto la ringraziamo, le auguriamo un buon lavoro. Grazie, e speriamo che questi fenomeni siano sempre più rari, con l'aiuto di tutte le forze dell'ordine e con i cittadini insieme ai nostri comuni. Grazie. Ecco, a questo punto la linea torna a voi. Grazie, direttore. Grazie Daniele, grazie molte a te, a Simone Squarcina. Diamo una buona notizia, interrompiamo la serie delle cattive notizie. Speleologa intrappolata, Ottavia Piana è stata estratta e condotta in ospedale. La speleologa, che è rimasta incastrata in una grotta a 100 metri sotto la superficie terrestre, operazioni di soccorso durate ininterrottamente per 75 ore, rimase intrappolata e ferita a 150 metri di profondità. Anche lo scorso anno, speriamo, come ha detto dall'altra parte, che a questo punto smetterà di così avventurarsi in queste cavità. Tra l'altro tanti suoi colleghi vicentini sono andati a salvarla. 1 milione di brick di latte, migliaia di brochure e totem informativi contro le truffe agli anziani. Torniamo a parlare di truffe. È la nuova frontiera della campagna di prevenzione diffusa promossa dai carabinieri del Comando Provinciale di Belluno d'intesa con Latte Busche. Sentiamo Tiziana Bolognani. Si evolvono e diventano sempre più sofisticate al punto da non destare sospetti le tecniche usate per truffare gli anziani, ma per il gatto e la volpe i tempi potrebbero iniziare a farsi finalmente bui, vuoi per la mutata sensibilità, vuoi anche per la martellante campagna di prevenzione avviata dalle forze dell'ordine. Per tenere alta l'attenzione dei più fragili e di chi si occupa di loro, i carabinieri del Comando Provinciale di Belluno hanno stretto un patto con la principale azienda lattiero-casearia veneta Latte Busche, che ha aderito all'iniziativa di veicolare messaggi estremamente importanti e decisivi per l'incolumità degli anziani. 1 milione di brick di latte, migliaia di brochure, totem e informativi sono pronti ad entrare nei supermercati del Veneto, sia della grande distribuzione che dei negozi tradizionali, per fornire ai più fragili la possibilità di difendersi dai malintenzionati. Ogni strumento è utile. Siamo grati a Latte Busche per aver aderito convintamente alla nostra iniziativa, afferma il comandante provinciale dell'Arma Enrico Pigozzo, che nel quartier generale dell'azienda ha lanciato
lanciato la campagna contro le truffe agli anziani assieme al direttore generale Antonio Bortoli. Nella casistica delle tecniche di avvicinamento agli anziani c'è quella del finto carabiniere che telefona per annunciare finti incidenti capitati a congiunti o per comunicare che un parente è stato arrestato. Spiega determinato il colonnello Pigozzo: nessun carabiniere può ricevere o accettare denaro, men che meno gioielli, per risolvere qualunque situazione. In caso di dubbi o se succede qualcosa di questo tipo, l'unica cosa da fare subito è quella di chiamare il 112. Grazie Tiziana Bolognani. A Vicenza inizia una nuova stagione per la prefettura. Si è infatti insediato Filippo Romano, che è il nuovo rappresentante del governo. Ha preso possesso del suo ufficio e vediamo di saperne qualcosa di più. La prima sensazione è entrare in una città bella. La prima sensazione è entrare in una città bella. Pensieri e parole del nuovo prefetto di Vicenza, Filippo Romano, che si è insediato oggi. Nato a Udine 58 anni fa, arriva dopo essere stato rappresentante del governo in un'altra terra straordinaria, la Sicilia, Agrigento. Nel Vicentino una delle priorità sarà contrastare le infiltrazioni mafiose. La tematica delle infiltrazioni mafiose è molto delicata. Spesso si pensa alla mafia come associata al meridione d'Italia. La mafia, l''ndrangheta, la camorra. In realtà queste forme di criminalità organizzata vanno dove c'è più denaro e quindi ovviamente cercano di infiltrarsi in realtà economicamente più ricche e più avanzate, come sicuramente quella del Triveneto, e Vicenza non fa eccezione. In passato è stato dirigente provinciale della protezione civile della prefettura di Udine. Oggi quell'esperienza diventa un bagaglio importante da investire anche a Vicenza. Per fortuna la Regione Veneto ha un'ottima struttura di protezione civile, ma è importante seguire anche tutti i temi connessi, per esempio il tema dei risarcimenti, che è un tema problematico per la cronica insufficienza delle risorse a fare fronte ai tanti disastri naturali a cui va incontro il nostro Paese. Il nuovo prefetto arriva a Vicenza insieme al nuovo questore ed uno dei primi temi affrontati è quello della recrudescenza dei furti in questo periodo di feste. Dobbiamo tenere alta la guardia. Queste però sono le classiche cose che dice un prefetto quando arriva, poi vediamo dai fatti, ecco, valutatemi poi dai fatti con calma. Operazione dei carabinieri contro lo spaccio di droga nella bassa padovana. C'è stato un arresto, una denuncia e mezzo chilo di stupefacenti sequestrati. I carabinieri di Este hanno arrestato un uomo e denunciato una seconda persona per spaccio di droga, sequestrando circa mezzo chilo di stupefacente. I militari hanno tenuto sotto controllo un gruppo di persone sospettate di commerciare e consumare sostanze proibite e così un 45enne di Lozza Testino è stato controllato da una pattuglia dell'Arma, trovato in possesso di hashish, è stato accompagnato a casa per una perquisizione grazie anche al supporto dell'unità cinofila di Torreglia e nell'abitazione sono stati trovati e sequestrati oltre 4 etti di hashish e 150 grammi di marijuana suddivisa in dosi. Il 45enne è stato arrestato e poi è stata applicata dal giudice la misura dell'obbligo di presentazione in caserma. Approfondita la posizione dei clienti, i carabinieri hanno anche denunciato un 33enne del posto, sempre per spaccio, trovato con 20 grammi di marijuana. Il questore di Padova aveva disposto la chiusura del locale per 45 giorni. I proprietari però si sono appellati al TAR di Venezia, che ha riaperto le porte dello Storia di Santa Giustina in Colle. Saranno feste danzanti allo Storia, la nota discoteca di Santa Giustina in Colle, nell'Alta Padovana. Il TAR di Venezia ha infatti accolto il ricorso dei proprietari del locale, sospendendo il provvedimento di chiusura emesso dal questore una ventina di giorni fa. La disposizione era stata emanata dopo una serie di controlli da parte della polizia che avevano rilevato irregolarità. Era stata sospesa la licenza di somministrazione di cibi e bevande per 45 giorni. I titolari del locale si erano però appellati al Tribunale amministrativo regionale di Venezia, che ha sospeso il provvedimento di chiusura, permettendo di riaprire quindi le serrande. La discoteca sarà regolarmente in funzione durante le feste natalizie, garantendo le prenotazioni per le serate del 25 e 31 dicembre. Il delitto di Sofia Melnik, la 46enne trovata a morte in un burrone a Bosco del Grappa. Per la procura fu omicidio
suicidio. A uccidere la donna il compagno Pascal Albanese di 50 anni che poi si tolse la vita. Un giallo, quello di Sofia Melnik, che aveva tenuto con il fiato sospeso l'intera Marca trevigiana. Sono passati quasi 7 anni da quella tragedia. Ora la procura ha disposto l'archiviazione del caso. Sarebbe stato il compagno Pascal Albanese, 50 anni, ad uccidere la donna, 46enne. Lei sparì nel nulla a metà novembre del 2017. Il suo corpo venne ritrovato il 28 dello stesso mese in fondo ad un dirupo a Borso del Grappa, nei pressi di Romano de Zelino. 12 giorni dopo anche il compagno fu trovato morto impiccato nella sua abitazione a Cornuda. La donna voleva lasciare il 50enne per un altro uomo con il quale aveva intrecciato una relazione. Questa potrebbe essere stata la causa scatenante che avrebbe portato l'uomo a picchiare e poi ad abbandonare in un dirupo la 46enne ucraina. Tante erano le domande che non hanno mai trovato una risposta, entrambi morti con segreti che nessuno ormai riuscirà o potrà più chiarire. Per la procura comunque si è trattato di un omicidio-suicidio. Il caso giuridicamente si è chiuso. Non hanno mai creduto però a questa verità i familiari di Pascal, che hanno sempre pensato che ci fossero delle piste alternative e che il 50enne mai avrebbe ucciso Sofia. Vediamo adesso la cronaca sindacale con le agitazioni di tanti lavoratori in molte aziende. Questa è quella di 250 lavoratori in appalto che protestano davanti alla centrale Enel di Fusina. Sono senza lo stipendio di novembre. Noi sappiamo solo che attualmente ci sono 250 famiglie, lavoratori e le loro famiglie qua fuori senza soldi, ok? Quello che preoccupa è la comunicazione che ha fatto girare la direzione della Somi, la società in questione, dicendo che Enel non ha pagato quello che doveva pagare, l'avanzamento dei lavori, e dunque loro non hanno le risorse per pagare la retribuzione di novembre. Se non pagano la retribuzione di novembre non hanno i soldi per pagare neanche la 13ª, non avranno i soldi per pagare il mese di dicembre e soprattutto c'è l'incertezza del futuro. Per questo dalle 5 del mattino circa 250 lavoratori dell'appalto per la realizzazione di un nuovo impianto a ciclo combinato hanno bloccato l'attività e le strade attorno alla centrale Enel di Fusina, accompagnati dai sindacalisti che in tarda mattinata sono stati poi ricevuti dal prefetto insieme ai rappresentanti Enel, azienda che ha affidato l'incarico a un raggruppamento di 4 imprese, tra cui appunto Somi. Ne è emerso che quando ci si trova di fronte a una simile situazione sono le altre società a dover intervenire per risolvere il problema. Enel precisa infatti in una nota di aver sempre regolarmente retribuito l'azienda Somi per l'attività svolta nel cantiere, confermando la propria estraneità rispetto alle azioni messe in campo dalla Somi nei confronti dei dipendenti. Se non arriveranno gli stipendi, i lavoratori sono pronti a far sentire la loro voce in maniera più pesante. Vogliamo un impegno preciso da parte di chi di dovere, la committente o la rete temporanea d'impresa, dalla Somi, da chi di dovere, che i lavoratori riceveranno le loro retribuzioni. Allora, a Venezia l'approvazione del bilancio regionale potrebbe concludersi già alla prossima seduta del Consiglio. Nella maggioranza però restano le cicatrici dello strappo sull'IRAP tra Lega e Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia inizia già a pensare al dopo Zaia. Ci troviamo per la prima volta nella condizione di non riuscire più a fare economie, a non riuscire più a tagliare all'interno degli assessorati, e quindi abbiamo dovuto in questo bilancio ricorrere alla leva dell'IRAP. Quella del 2025 probabilmente passerà agli archivi del Consiglio regionale come la manovra dell'IRAP. L'aumento dell'imposta regionale sulle attività produttive ha diviso le opinioni e generato più di un malumore anche tra le associazioni di categoria. Abbiamo chiesto un piccolo sforzo per il 2025, consapevoli che è un momento difficile. Ricordavo che la regione del Veneto è la regione con la più bassa tassazione pro capite in Italia. Con la manovra sull'IRAP si va proprio a raschiare il fondo del barile per cercare di non trovare diciamo così, dei buchi nel bilancio regionale. La spaccatura però questa volta è stata anche dentro la maggioranza, con lo strappo di Forza Italia che non ha votato la manovra. Fino alla votazione di questi giorni non c'è mai stata la volontà di un confronto, di una
condivisione, addirittura c'è stata una negazione di poter fare emendamenti propositivi sul trovare una soluzione. Lega e Fratelli d'Italia non ci stanno a fare la parte di chi tassa le imprese. Sarà impegno nostro, primo, ritornare a alleggerire la pressione fiscale delle nostre imprese quanto prima. La Regione ha in dotazione oltre $500 miliardi di euro di risorse da dedicare alle imprese di fondi comunitari e noi faremo tutta una serie di bandi che saranno concordati con il territorio. Vista dall'opposizione, la lettura della manovra è tutt'altra. Non risponde alle emergenze dei veneti, fatta della solita schiera di personalismi e di piccoli favori agli amici degli amici e che lascia indietro quote e fasce sempre più rilevanti dei cittadini della nostra regione. Si va a tagliare su quelli che sono i servizi per i cittadini e a non rispettare le promesse che si erano fatte. È la penultima legge di bilancio con Zaia presidente, prima che si apra un nuovo dibattito nel centrodestra. Fratelli d'Italia, come primo partito della coalizione, ha il dovere di mettere sul piatto un proprio candidato, perché la classe dirigente di un partito che è oltre il 30% non può esimersi da questo e quindi Fratelli d'Italia presenterà un proprio candidato. Tagli negli enti locali, a rimetterci sono le regioni, insomma anche i comuni, ed è stata, mentre qui si taglia, una parlamentare del centrodestra a proporre un emendamento per aumentare gli stipendi dei ministri di 7.000 euro lordi. Qualcuno ha capito a un certo punto, in particolare il ministro della difesa Crosetto, che sarebbe stato un intervento impopolare. Allora cosa hanno fatto? I soldi se li prendono lo stesso, ma vengono spacciati per rimborsi, cioè non sono più aumenti di stipendio ma rimborsi, sono meno di 7.000 euro lordi, però intanto se li sono portati a casa. Ieri sera su questo abbiamo sentito i nostri ospiti e anche il generale Antonio Pappalardo. Sentiamo cosa ci ha detto. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Grazie. Quelli che sono presenti con lei questa sera. Grazie, la sentiamo, grazie per essere con noi. Allora, ieri c'è stata una sceneggiata, i ministri, capito che si stava tornando ai tempi dell'anticasta perché c'è stata subito una protesta per aumenti davvero sconsiderati, 7.000 euro lordi di aumento per i ministri non parlamentari. Oggi hanno detto ritiriamo l'emendamento, facciamo retromarcia, poi si scopre che gli aumenti sono stati trasformati in rimborsi per una cifra complessiva di 500 milioni di euro che non sono noccioline, no? Come la... Il problema è questo, che nessuno fa caso al fatto che il ministro, che è anche deputato parlamentare, si becca lo stipendio di deputato e si becca lo stipendio di ministro, mentre invece dovrebbe prendere un solo stipendio. Il ministro non deputato dice: io prendo 10.000, lui ne prende 17.000, perché? Ma non tutti hanno un senso morale. Per esempio io, Antonio Pappalardo, eletto deputato, arriva la mia segretaria mi porta 2 buste, che sono queste 2 buste. Cioè, questo è lo stipendio da deputato, vabbè, faccio il deputato, lo prendo. Cioè, questo è lo stipendio da colonnello dei carabinieri che le consegno. Ma tu sei matta? Io non faccio il colonnello dei carabinieri, restituisci subito lo stipendio. Io non faccio il colonnello dei carabinieri. Questi invece, pur non facendo il deputato, continuano a prendere quei 7.000 euro e quelli che non li prendono subito si incavolano perché loro 17.000 e io 10.000. È uno schifo totale, la debbono smettere di rompere le scatole. Addirittura fino a qualche anno fa il capo della polizia prendeva 70.000 euro al mese, fino a quando non è arrivata la norma che dice che i dirigenti generali dello Stato non possono prendere più di 240.000 euro. Meno male, perché il comandante generale ne prendeva 45.000. Ma dove siamo? Addirittura essere pagati più del Presidente della Repubblica. Ma questo è un caos totale. Dirigenti generali che prendono stipendi spaventosi, macchine lussuose che girano per Roma, macchine blu e roba di questo genere. La gente sta morendo di fame, non ci sono i soldi per pagare gli stipendi, le pensioni, e questi si retribuiscono in maniera indegna. La debbono smettere, debbono prendere un solo stipendio, quello per il quale loro stanno lavorando. Cioè il ministro, prendi lo stipendio di ministro, basta.
e non che prendi altri stipendi, altre indennità, faccio l'avvocato, continuo a prendere i soldi che percepisco facendo altre attività. Sei stato eletto, sei ministro, devi smetterla di prendere altri soldi, devi prendere solo i soldi che ti spettano per quello lavoro che stai facendo. Questo è quello che sta accadendo, ma che cosa possiamo pretendere da una classe dirigente politica che non ha alcun senso morale? Classe che non ha alcun senso morale, così ieri sera il generale dei Carabinieri in congedo Antonio Pappalardo, che è il leader dei gilet arancioni. Andiamo in pubblicità con Andrea Basso e Italo Morao, torniamo subito. Manifestazione a Venezia della CGIL sotto il palazzo della Regione sul nuovo codice degli appalti pubblici. La protesta di fronte al Consiglio regionale in Calle Larga 22 marzo è contro i tagli alla sanità e contro il nuovo codice degli appalti pubblici che secondo la CGIL ridurrà non solo trasparenza e legalità ma anche i diritti e salari dei lavoratori. La tensione sale quando viene negato l'ingresso ad una rappresentanza di manifestanti. Triste per la democrazia, è un giorno triste per chi va nelle sagre, nelle feste dicendo di ascoltare la gente e dopo non ascolta i lavoratori che sono quelli che hanno da dire. Sappiamo che i subappalti all'interno di questo nuovo codice verranno fatti di più e noi sappiamo che quando ci sono più subappalti è possibile che ci siano più incidenti sul lavoro, quindi non è vero, come ci è stato detto dentro il Consiglio regionale, che questo di cui stiamo discutendo non ha attinenza con il bilancio regionale. Secondo i sindacati, con le nuove norme verrà meno la corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali, dall'orario di lavoro alle ferie, dagli straordinari alla formazione, potranno essere impiegate condizioni peggiori per i lavoratori e non è l'unica questione. Vengono indebolite tutte quelle clausole che oggi servono a salvaguardare proprio la trasparenza e la legalità e viene incentivato il progetto di finanza, uno strumento che il Veneto conosce bene, con cui sono stati costruiti non solo gli ospedali ma anche le strade e che ha dimostrato come il privato abbia avuto canoni milionari per decenni e decenni e decenni proprio sulle tasche dei veneti e del bilancio regionale. Alla fine una rappresentanza di manifestanti è entrata in Consiglio regionale come ospite del Partito Democratico, ma è stata ascoltata da tutti i gruppi consiliari. Noi avevamo già dato il nostro ok per incontrarli negli uffici del Partito Democratico, ho spiegato agli altri colleghi che sarebbe stata una cosa opportuna che non li incontrasse solo il PD ma tutte le forze politiche che compongono l'emiciclo del Consiglio Veneto, anche per senso delle istituzioni, e pare che ci siamo riusciti. La manifestazione era anche contro i tagli alla sanità e c'è un filo che la lega al nuovo codice degli appalti. Il riscaldamento degli ospedali, il trasporto sono tutti fondamentali nel funzionamento delle nostre strutture. I CUP, pensiamo ai CUP, anche questi sono servizi in appalto che rischiano di perdere quei lavoratori così fondamentali, diritti e salario. E nella maratona notturna in Commissione Bilancio in Regione è stato approvato un emendamento che stanzia 50 milioni per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Soddisfazione di Simonetta Rubinato, che è presidente della Federazione Italiana Scuole Materne. Ammonta a 50 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni per il 2026 l'incremento del contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Lo prevede un emendamento alla finanziaria presentato dalla maggioranza insieme ad Azione di Italia Viva ed approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, un fondo che garantirà una maggiore presenza degli insegnanti di sostegno nelle classi. In Veneto sono 1544 alunni, l'insegnante di sostegno nella scuola statale è pagato dallo Stato direttamente, dal Ministero dell'Istruzione. Nelle nostre scuole invece riceviamo un contributo che è naturalmente insufficiente a pagare un dignitoso stipendio all'insegnante di sostegno. Soddisfazione da parte della FISM per questo emendamento che va nella direzione dell'inclusione di bambini e ragazzi con disabilità. Ad oggi circa, parlo della provincia di Treviso, arrivavano a bambino dallo Stato circa 6.800-6.700 euro a bambino certificato, quindi con disabilità, per l'insegnante di sostegno. Con l'emendamento votato oggi ci sarà un aumento del 40%
4% del fondo, e quindi sicuramente ci sarà qualche migliaio di euro in più che aiuterà le nostre scuole ancora di più ad impegnarsi sul fronte dell'inclusione senza gravare sulle rette anche degli altri bambini. Vediamo sempre sulle scuole un titolo del Corriere delle Alpi: le famiglie non pagano il servizio mensa, a Belluno 8 bimbi senza pranzo. Il caso alle elementari del comprensivo Merlin, la preside e il presidente del consiglio d'istituto dicono non lo permetteremo. Adesso andiamo a Trieste perché 1 migliaio di studenti ha sfilato dopo il crollo del soffitto in una classe della succursale del Petrarca, dove una studentessa peraltro è rimasta ferita. Sono oltre 1000, anche 1300 gli studenti scesi in piazza oggi in città per questo corteo studentesco dopo il crollo all'interno della succursale del Petrarca, che ha provocato anche la ferita di una studentessa, per fortuna in modo non grave. Studenti del liceo Petrarca ma anche di altri istituti cittadini che chiedono a gran voce sicurezza all'interno delle scuole. Se mi crolla il tetto addosso mi ribello a più non posso. Se mi crolla il tetto addosso mi ribello a più non posso. Siamo arrabbiati, è impossibile che ci siano queste condizioni, bisogna fare qualcosa per cambiare non solo per la nostra scuola ma per tutte quelle di Trieste e d'Italia. La situazione in generale in Italia è terribile, come hanno detto prima 70 crolli soltanto quest'anno e ricordiamoci che l'anno scolastico è iniziato a settembre. Hanno partecipato anche altre scuole, anche insegnanti, anche docenti universitari, siamo tutti uniti in questa battaglia. Gli striscioni, scuole sicure, anche in inglese, support the building, not just our mind, our future depend on our safety too. Caschi in testa, scuole a pezzi, per l'Ovovia 48 milioni, la scuola la abbandoni. Do you get déjà vu? Déjà vu del 2021 era già crollato il tetto, no? Sì, ero in prima e adesso sono in quarta e la stessa situazione si ripresenta. Ogni grande incendio comincia con una scintilla e la nostra scintilla questa volta è stata quel pezzo di soffitto caduto nel nostro liceo. Intonaco che, cadendo, ha fatto molto più rumore di quanto sembri. È il rumore delle nostre paure, delle nostre vite messe a rischio, ma soprattutto è il rumore della consapevolezza che qualcosa deve cambiare. Noi vogliamo parlare con tutte le istituzioni che sono responsabili di appunto indirizzare i fondi all'edilizia scolastica. È chiaro che il diritto allo studio non è una priorità di quest'ultime, soprattutto non è una priorità di questo governo. Nell'ultima legge di bilancio sono stati tagliati 41 milioni all'istruzione e non potrà sicuramente un taglio del genere risolvere i problemi di cui stiamo parlando oggi. Sono arrabbiato perché non è possibile che in un paese come l'Italia un soffitto crolli in testa a una ragazza, la scuola venga chiusa e gli studenti si ritrovino costretti a rimanere a casa a causa dell'incapacità di trovare una soluzione. Se mi crolla il tetto addosso mi ribello a più non posso. Se mi crolla il tetto addosso mi ribello. Servizio di Bernardo Gulotta della nostra redazione di Trieste. Il summit sul trasporto pubblico scolastico, e qui torniamo a Vicenza, si sono riuniti provincia di Vicenza, SVT, il provveditorato e i dirigenti scolastici per affrontare le difficoltà legate alle corse degli autobus per mancanza di autisti. SOS Autobus. Per mandare a scuola gli studenti servono corriere, ma per guidare i bus servono autisti. Ora il problema è tanto delicato quanto semplice. Mancano autisti. Ma la notizia non è questa, visto che la questione era già nell'aria. Oggi la notizia è la soluzione al problema e per trovarla stamane si sono riuniti Provincia di Vicenza, l'azienda di trasporti SVT, il provveditorato e i dirigenti degli istituti superiori del Vicentino. A Palazzo Nievo SVT ha messo in chiaro le difficoltà a mantenere gli standard qualitativi e quantitativi legati alle corse dei bus, in particolare il sabato. Nell'incontro con i dirigenti scolastici abbiamo evidenziato la problematica della carenza di autisti, che è una caratteristica comune a tutte le società di trasporto pubblico locale. Nel Vicentino gli istituti superiori fanno lezione in modo differenziato, alcuni 6, altri 5 giorni su 7. Oggi però con la carenza di autisti diventa insostenibile garantire un trasporto pubblico a tutte le scuole
tutte le mattine, tutti i pomeriggi, sabato compreso. Ed è questa la parolina che fa la differenza, compreso, perché se la sostituiamo con escluso, allora la carenza di autisti può essere affrontata meglio. Corse tutte le mattine, tutti i pomeriggi, garantite a tutte le scuole, ma escluso il sabato. Questo però richiede che gli istituti si uniformino alla settimana corta, quindi lezioni 5 giorni su 7. Abbiamo chiesto che nel giro dei pochi mesi si arrivi anche a decidere ad omogeneizzare in tutta la provincia l'offerta formativa, concentrandola nei 5 giorni a settimana, quindi dal lunedì al venerdì, con il sabato a casa. I presidi hanno compreso queste difficoltà e si sono detti disponibili a studiare la settimana corta, ma la programmazione didattica per il 2025 è già in stato avanzato, quindi se ne parlerà per il 2026. Gli autisti, infatti, nei giorni feriali è più facile reclutarli. Una situazione dovuta anche alle scelte di vita di questi lavoratori che privilegiano una qualità appunto di lavoro e una qualità di vita diversa che preveda un fine settimana libero, quindi preferiscono opzioni lavorative che hanno questa possibilità e quindi si vuole andare verso questa direzione con i 5 giorni negli istituti scolastici per essere maggiormente attrattivi nei confronti degli autisti. Vice Carlo Alberto Inghilleri, adesso parliamo di lupi perché le predazioni a Bassano del Grappa sono raddoppiate. È chiaro che adesso con la mancanza dell'alpeggio degli animali in montagna, questi predatori si abbassano verso dove possono trovare un'alimentazione facile, dove ci sono animali domestici. Quali sono gli strumenti in mano alla polizia provinciale? Voi state monitorando anche con le fototrappole? Sì, noi stiamo monitorando con le fototrappole, abbiamo l'aiuto anche di tante persone volontari che ci aiutano in questo lavoro e i cacciatori soprattutto nelle loro postazioni sia per il controllo del cinghiale sia per il controllo dove osservano gli ungulati vedono la presenza di questo animale, di questo predatore. Ecco, voi parlate di trend fuori controllo perché ci sono state 187 predazioni in quest'anno, mentre nell'anno scorso ce n'erano state 100, in più le cucciolate che arriveranno. Sì, sicuramente sì, perché si sta sviluppando in modo esponenziale la popolazione del lupo, quindi c'è forte preoccupazione. Anche i lupi vittime delle fake news, infatti non era un lupo il lupo che era stato, si pensava fosse stato avvistato a Mussolente. Sì, in altopiano, a Marostica e Bassano i lupi sono veri e come se sono veri, l'avvistamento di Mussolente è probabilmente un abbaglio. Il comune ci fa sapere che il servizio veterinario dell'UL7 ha verificato le informazioni e le prove relative all'avvistamento di qualche giorno fa in paese, arrivando alla conclusione che si tratta di un semplice cane. Anzi, un cane lupo cecoslovacco o almeno un esemplare incrociato con questa razza. Lo rende noto la sindaca Elena Bontorin, che ha sottoposto all'attenzione dell'azienda sanitaria un video registrato da una cittadina in via Monsignor Cuccarollo. Le immagini sono state portate all'attenzione del personale che lavora in altopiano e alla polizia provinciale, che di esperienza sui lupi ne hanno racimolata parecchia in questi anni. Dopo qualche giorno è arrivata la conferma. Quello del video è un semplice cane, ma questo non vuol dire che non sia pericoloso. La sindaca infatti richiama l'attenzione dei cittadini e chiede di evitare di lasciare liberi gli animali domestici e di non abbandonare cibo accessibile ai selvatici o al cane in questione. Ogni avvistamento va segnalato in modo che possa partire l'intervento di cattura, anche se la faccenda potrebbe rivelarsi piuttosto complessa. Ferdinando Garavello, arrabbiato con il figlio, ha abbandonato per dispetto il cane del ragazzo, lasciandolo a bordo strada a tarda sera. Un 60enne di Vedelago è stato però identificato e rintracciato dalla polizia locale e rischia ora l'arresto e un'ammenda fino a 10.000 euro. Il caso alcune settimane fa, il cagnolino era stato poi raccolto da alcuni passanti che avevano allertato forze dell'ordine e servizio veterinario. Subito erano scattate le indagini, nel frattempo il figlio del 60enne era andato a cercare l'animale al canile. Convocato al comando dei vigili, il padre ha parlato di un momento di forte stress e di rabbia con il figlio, abbandonando il cane per fargli un dispetto, ma rischia pesantissime conseguenze. Ma tu dimmi se per fare il dispetto a un figlio
gli si abbandona il cane. Andiamo in pubblicità e poi torniamo per la chiusura. Un'ultima ora che riguarda l'ex presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. È stato dato l'ok al patteggiamento, 2 anni e 3 mesi per corruzione. L'ex governatore della Liguria lavorerà alla LILT, cioè la Lega per la lotta contro i tumori, anche come autista. Olimpiadi invernali 2026, addirittura d'arrivo i lavori di realizzazione della pista da bob. La Eugenio Monti 2 dovrà essere pronta per i test di pre-omologazione in calendario il prossimo 24 marzo. Sono passati 10 mesi dall'avvio del cantiere e a 3 dalla preomologazione prevista il prossimo 24 marzo. I lavori di realizzazione dello sliding center di Cortina procedono a pieno regime nel rispetto del cronoprogramma. Queste immagini, riprese dalla cabinovia che dal centro della città porta a Col Druchet e postate su Facebook nella pagina Riapriamo la pista di bob di Cortina, mostrano in modo eloquente lo stato di avanzamento dei lavori e certo colpisce l'impatto del maxi cantiere in cui lavorano attualmente 180 persone tra dipendenti della Pizzarotti e quelli delle imprese subappaltatrici. 1650 metri di lunghezza, 16 curve e un dislivello di 110 metri. Così si presenta il tracciato di gara ancora incompleto ma che sta galvanizzando gli appassionati. Gianfranco Rezzatore, presidente del Bob Club Cortina. Sono molto fiducioso che le cose vadano nel miglior modo e nei tempi soprattutto, perché noi dobbiamo presentare una preomologazione per il 24 di marzo e di conseguenza a quel periodo lì dovrebbe essere tutto già organizzato, tutto pronto. Ieri il commissario di governo Saldini, Simico e l'impresa Pizzarotti hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento lavori in occasione di un incontro prefestivo con tutto il personale coinvolto nel cantiere, mentre in serata è stata la Pizzarotti a incontrare cittadini e associazioni di Cortina per un momento di condivisione e di informazione. Sembra che i lavori stanno andando molto veloci, molto precisi e mi sembra che stanno rispettando tutta la previsione e il programma che era stato definito già quest'estate. Cioè, quello che riguarda il tracciato vero e proprio sarà finito e verrà consegnato il 15 di marzo ai ghiacciatori che faranno il ghiaccio per poter fare le discese. Poi invece tutta la parte che riguarda le strutture, cioè le cose esterne al circuito proprio vero e proprio, quelle vengono fatte durante l'estate. Da sfida quasi impossibile alla realizzazione di un sogno, in mezzo mesi di lavoro intenso verso la meta che oggi appare alla portata, pur se qualche giorno fa Fondazione Milano Cortina d'intesa con governo e Simico ha comunicato all'ente gestore che l'impianto di riserva sarà quello di Lake Placid nello stato di New York, ma nessuna paura, le gare si svolgeranno a Cortina. Annota il commissario Fabio Saldini, è stata dimostrata una dignità del lavoro commovente. Nessuno di noi lavora per se stesso, ma le persone per bene possono fare qualsiasi cosa, anche una pista da bob. Servizio di Tiziana Bolognani, è tutto per oggi. Gli ospiti di stasera a Focus: Guido Bertolazzi, Alberto De Franceschi, Roberto Fava, Morena Martini, Alessio Morosina e Silvia Tonolo. Grazie ad Andrea Basso e Italo Morao in regia e buona giornata, ci vediamo stasera.